Ma siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Con l'arrivo della primavera, le giornate si allungano, il sole risplende e i tuoi capelli si illuminano di una nuova luce. Da Amy Beauty Hair, la bella stagione inizia con la nanoplastia, il trattamento bio per un liscio naturale fatto da olio d'oliva per dare la lucentezza, bacche di acai per nutrire dalla radice, olio di argan per capelli morbidi. Fissa subito il tuo appuntamento allo 0782 623 684 e avrai uno sconto del 20%. Amy Beauty Hair, everybody's perfect. Via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. Buongiorno da Federica Meris della redazione di Radio Stella, benvenuti al secondo appuntamento della mattina con Stella di Cecché, questa volta con il notiziario Le News dall'Ogliastra. Partiamo con una novità, le aree ex cartiera di Arbatax passano al comune di Tortolì con una delibera approvata ieri dalla giunta regionale su proposta dell'assessore agli enti locali Francesco Spanedda. È stata approvata la cessione al comune del compendio immobiliare di proprietà della regione, confermando così la delibera della giunta regionale del 10 gennaio 2018, la cessione in favore del comune per il prezzo simbolico di €1 con vincolo di finalità pubblica per renderlo disponibile al Consorzio Industriale e Provinciale dell'Ogliastra. La deliberazione ora verrà trasmessa alla prima commissione per l'acquisizione del parere. Un passo importante, ha commentato il consigliere regionale ogliastrino Salvatore Corrias, funzionale al rafforzamento dell'attività degli insediamenti industriali esistenti e all'estensione della loro presenza, garanzia di un fattivo rilancio del compendio industriale di Arbatax, sul quale sono stati programmati interventi per oltre 21 milioni di euro e in coerenza con gli indirizzi della Regione per la crescita socio-economica del territorio. Queste le parole del consigliere Corrias. Nel corretto dialogo istituzionale e nell'attenzione dovuta alle imprese sta la giusta visione del futuro. Soddisfazione espressa anche dal sindaco Marcello Ladu. A riguardo un commento è arrivato anche da Nicola Salis, presidente provinciale Fratelli d'Italia, un passo fondamentale che apre la strada a un nuovo futuro per quest'area strategica per l'Ogliastra. Andiamo avanti, le risorse idriche della diga di Bau-Mugerris salveranno la stagione irrigua nei comprensori del Campidano meridionale e Isili Nord. Dal bacino saranno sversati 35 milioni di metri cubi nella diga di Nuraghe Arrubium. La conferma avviene dopo quanto già annunciato nei giorni scorsi dalla Presidente della Regione. Ieri infatti si è riunita l'autorità di bacino che ha confermato questa misura eccezionale. Secondo quanto si legge nella delibera che dà il via appunto allo sversamento di 35 milioni di metri cubi d'acqua dal Bau-Mugerris verso appunto il comprensorio sud del Campidano meridionale, e questo perché la diga del Bau-Mugerris non presenta particolari criticità, con un volume che si attesta a 52 milioni di metri cubi, cioè al 93% della capacità autorizzata, sempre secondo quanto si legge nella delibera.
l'acqua, diciamo, che serve per il comprensorio Ogliastrino di 14 milioni di metri cubi. Quindi pertanto, visto il perdurare del deficit idrico, al fine di soddisfare almeno parzialmente il comprensorio sud, verranno sversati questi 35 milioni di metri cubi dalla diga di Baumuggerris, verrà rilasciato nel Flumendosa. Questo avverrà entro il 15 aprile 2025. Andiamo avanti, ora passiamo a Baunei, che ieri ha festeggiato la sua prima centenaria. Si tratta di zia Giuseppina Bangoni, che ha spento la bellezza di 100 candeline circondata dall'affetto di familiari e amici. Non è mancata la presenza degli amministratori comunali, con in testa il sindaco Stefano Monni, che ha commentato: abbiamo fatto visita a zia Giuseppina Bangoni, che è attorniata dall'affetto dei suoi cari, ha festeggiato i 100 anni, le facciamo i nostri più cari auguri. Passiamo ora all'Occeri, perché il comune insieme alla ASL promuovono l'iniziativa Gruppi di Cammino, un progetto dedicato al benessere e alla prevenzione attraverso l'attività fisica. L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano migliorare la propria salute camminando in compagnia. Per illustrare il progetto e le modalità di partecipazione, lunedì 31 marzo alle 10:30 nella sala consigliare del comune si terrà un incontro di presentazione. Sarà quindi l'occasione per conoscere i benefici dell'iniziativa e ricevere tutte le informazioni utili. Il modulo di iscrizione è disponibile presso il comune di Loceri. Chiudiamo con un'iniziativa di solidarietà che si terrà invece domenica a Barisardo, una manifestazione sportiva non agonistica, ciclismo e solidarietà, organizzata dalla Polisportiva Barisardo e il gruppo Pink Flamingos, con il patrocinio del comune. Si svolgerà quindi domenica 23 marzo. Si tratta di una cicloturistica organizzata per sostenere una raccolta fondi per donare a un ospedale sardo un casco refrigerante che permette di evitare la caduta dei capelli durante i trattamenti chemioterapici. La cicloturistica è aperta a tutti, si potrà fare in bici da strada e in mountain bike, con ritrovo alle 8:30 presso il Bike Park Barisardo in Vico 2 Mannironi. Domenica 23 marzo a Barisardo, importante appuntamento con la solidarietà e questa gara ciclistica non agonistica. Per oggi è tutto con il nostro notiziario. Noi torniamo come sempre domani mattina con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi.